un'interessante mostra oggi sui Carabinieri, ecco, lei ha voluto organizzarla, se ci spiega l'iniziativa, quando si svolgerà e da dove vengono questi cimeli. I cimeli vengono dal Comando Legione dei Carabinieri ed è organizzato, come ho detto, dal generale Di Martino, che è il presidente dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri. È una mostra importante perché avrà modo di far conoscere ai giovani, che ovviamente nulla sanno in proposito, le tradizioni dell'Arma dei Carabinieri, e quindi ritengo che sia un'iniziativa molto utile ed interessante. Visto il coinvolgimento delle scolaresche? Sì, è importante proprio, ripeto, fare conoscere ai giovani quella che è la tradizione dell'Arma dei Carabinieri, istituita nel 1860, e i cimeli che sono qui in mostra testimoniano di questa, dell'importanza dell'Arma e che costituisce un presidio di legalità sul territorio. Ringraziamo anche il dottore Gennaro che ha consentito l'organizzazione di questo evento. È una delle poche mostre delle divise storiche dell'Arma dei Carabinieri che vi sono in Sicilia, quindi è un plauso anche a questo libero consorzio e all'organizzazione. Comandante Luigi Carri dei Carabinieri di Agrigento, oggi questa mostra è importante, avrà anche il coinvolgimento di tante scolaresse. Ecco, qual è il messaggio che si vuole lanciare e se ci spiega brevemente il senso dell'iniziativa? Assolutamente sì, è una manifestazione, un'iniziativa assolutamente essenziale, perché riguarda la vicinanza della gente ai carabinieri e dei carabinieri alla gente, ai cittadini. Un'iniziativa fortemente voluta dal comandante provinciale di Agrigento, ovviamente grazie al supporto della provincia e della prefettura di Agrigento. Si parla dell'esposizione di cimeli gentilmente concessi dal generale in congedo Di Martino. L'occasione questa è non soltanto per vedere i cimeli ovviamente, ma per avvicinarsi un po' di più all'Arma dei Carabinieri. Nell'occasione sono stati previsti anche degli incontri con le scuole, più di 6.000 sono stati gli studenti coinvolti di varie scuole di diverso titolo e grado lo scorso anno. Questo è il momento per ricominciare questi incontri che hanno l'obiettivo di avvicinare l'Arma ai giovani e i giovani all'Arma dei Carabinieri. È un obiettivo importante, ambizioso, ma è fatto di buona volontà da parte di tutti. L'Arma lo è sempre stata vicino, siamo anziani come età, 204 anni di storia, ma estremamente giovani e dinamici da questo punto di vista. Inizierò con una serie di incontri che saranno portati avanti anche dagli ufficiali del provinciale di Agrigento. Ce ne sarà uno? Ce ne sarà uno già oggi con gli allievi dell'Istituto Majorana. L'obiettivo è quello di avvicinare i giovani e sensibilizzarli sui temi della legalità e della sicurezza.